Rieccoci qui, benvenuti e ben ritrovati all'Almanacco. Oggi è martedì 24 marzo 2026, il sole sorge alle 6.06 e tramonta alle 18.26, la luna si leva alle 9.04 e cala a mezzanotte 56. Oggi la Chiesa celebra Santa Caterina di Svezia. Il nome Caterina proviene dal greco kataros, puro, e da ekatos, epiteto di Apollo. Oggi è una data fondamentale per la salute pubblica globale. Il 24 marzo del 1882 il biologo Robert Koch individuò il batterio responsabile della tubercolosi, aprendo finalmente la strada alla sua cura. Per questo motivo ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Tubercolosi, con l'obiettivo ambizioso delle Nazioni Unite di debellare questa malattia entro il 2030. Corrado Formigli oggi compie 58 anni. Giornalista d'inchiesta pluripremiato, ha iniziato la sua carriera a Londra per poi diventare un volto di riferimento dell'approfondimento politico italiano. Dal 2011 conduce con successo Piazza Pulita sulla 7, distinguendosi per la qualità dei suoi reportage internazionali. Auguri a Vauro Senesi, che oggi spegne 71 candeline. Giornalista e vignettista di fama nazionale, con la sua matita satirica ha attraversato decenni di storia italiana, dai quotidiani come Il Manifesto fino ai palcoscenici televisivi. Non ha mai avuto paura di esprimere opinioni forti, diventando così simbolo di libertà di espressione e satira graffiante. Oggi festeggiamo anche il 49esimo compleanno di Jessica Chastain, una delle attrici più versatili del cinema contemporaneo. Vincitrice di 3 premi Oscar per Gli occhi di Tammy Faye, ha interpretato ruoli indimenticabili in film come Interstellar e The Help, confermandosi una delle interpreti più talentuose della sua generazione. Il 24 marzo del 1973 i Pink Floyd scrivevano la storia della musica con la pubblicazione di Dark Side of the Moon. L'album, che esplora temi profondi come l'alienazione e la follia, è rimasto nelle classifiche americane per l'incredibile record di 723 settimane consecutive. Il celebre prisma che scompone la luce è diventato un'icona immortale della cultura pop. Buongiorno ai 12, oggi la luna entra dolcemente in pesci e naufraga in un mare fatto di parole, comunicazioni, azioni e passioni romantiche, congiungendosi a Mercurio e a Marte. Cosa succede nello zodiaco? Ariete, la luna oggi sensibilizza proprio il vostro pianeta Marte, vi fa affondare in 1000 emozioni, è proprio l'amore il protagonista in questo periodo dell'anno della vostra vita ed è proprio in amore che troverete risposte, certezze, forza e solidità. Toro, per voi di solidità ce n'è già abbastanza, anche se quell'Urano vi fa sempre temere che tutto possa traballare da un momento all'altro. Non sarà così perché i sestili solidi di Luna, Mercurio e Marte oggi vi rassicurano un po' di più al lavoro, trovatevi però un po' più spazio per l'amore. Gemelli, per voi oggi Mercurio è fortemente attivo, seppure nella sua posizione retrograda, ma ci pensano Marte e la Luna a muoverlo un po', per cui si riattiva un po' con un'idea sensibile che vi viene in solido, data da un amico o da una persona presente che vi toglie un po' le castagne dal fuoco. Cancro, per voi oggi la luna è di Trigono, è in pesci, per cui tutta la forza e l'energia dell'acqua vi fanno stare meglio, vi aiutano a fare pace coi problemi, a essere un po' più sentimentali, romantici, morbidi e soprattutto a seppellire l'ascia di guerra. Leone, per voi è una giornata particolarmente intensa, proprio perché la presenza della luna in pesci rende un po' vago tutto. Vi fa dimenticare i pensieri, ma soprattutto non è più una posizione, non vi confonde più, tutto quindi sembra più chiaro. Qualcuno sembra darvi anche ragione. Vergine, la giornata oggi è molto interessante perché state attraversando un momento di ripresa, ma a Venere, seppure dai gradi distanti, potrebbe non gradire un avvicinamento dal passato che forse ancora non vi ha dimenticato. Bilancia, per voi oggi è una giornata con una luna che si depotenzia, perdete il trigono d'appoggio, ma vi mette nelle condizioni di essere un pochettino più solidi in termini pratici.
Saturno, Nettuno e Venere esigono, al di là degli affetti, che poniate un po' di ordine nel mondo lavorativo. Scorpione, per voi oggi è una giornata un po' forte, proprio perché i pianeti intrigono dai pesci, sembrano darvi tutta la forza e l'energia che vi è mancata negli ultimi giorni. Un trigono della Luna che vi serve per mettere a posto le emozioni, uno da Mercurio per ritrovare le parole e uno da Marte per amare passionalmente. Sagittario, per voi oggi la giornata è decisamente molto divertente, parla di amici, di chiacchiere, finalmente quella distensione che vi serviva per superare un po' di caos che ancora dal regno dei pesci incede sulla vostra vita. Capricorno, vi sentite forti e oggi vi potrete rilassare con l'amore parlando proprio dei progetti futuri. Acquario, Urano è il vostro pianeta ancora per poco, siamo addirittura d'arrivo per la partenza di alcuni progetti ambiziosi. Pesci, giornata oggi molto intensa, Marte, Mercurio, Sole, Luna e Plutone sono vicini al vostro cuore e alla vostra anima. No hay color. Questa è l'espressione di oggi e viene dal mondo ispanico. Si traduce letteralmente con non c'è colore, ma l'equivalente italiano significa non c'è paragone. Si utilizza infatti quando confrontiamo due cose e una è così nettamente superiore all'altra che non c'è proprio sfida. Un tragico episodio della storia italiana si consumava il 24 marzo del 1944, l'eccidio delle fosse ardeatine. Le truppe naziste uccisero infatti 335 prigionieri italiani come atto di rappresaglia all'attentato di via Rasella. È una delle pagine più dolorose dell'occupazione di Roma, un monito perenne contro la violenza e la guerra. Esploratore tra cielo e terra, questo è il modo di Jules Verne. Considerato il padre della fantascienza, Verne scappò di casa a 11 anni per imbarcarsi su una nave. Pur non avendo mai viaggiato quanto i suoi personaggi, utilizzò un archivio di oltre 20.000 schede scientifiche per anticipare il futuro. Nei suoi libri ha descritto sottomarini, viaggi sulla Luna e conquiste tecnologiche decenni prima che diventassero realtà. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Se la vivi è mezza eternità la vita. Anche oggi l'appuntamento è giunto al termine, ma mi raccomando non mancate alla puntata di domani per scoprire nuovi fatti dal mondo, curiosità e modi di dire. Iniziamo insieme questa settimana con il piede giusto seguendo l'almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.